volevo dirvi che vi do qualche informazione anche per quanto riguarda la struttura della scuola, che sarà ultimata dai documenti ad agosto del prossimo anno, perciò quelli della quinta non la vedranno ultimata, mentre gli altri usufruiranno sicuramente della bellezza di tutto. La palestra invece sarà pronta tra 7 mesi circa. Io spero che i lavori vadano più veloci di quello che vi ho detto, lo spero con il cuore, proprio perché possiate usufruire di questi servizi, però la cosa importante è che voi usufruiate di questa scuola, che io chiamo la casa del sapere, perché da qua voi iniziate a immagazzinare tutto quello che vi occorre per diventare grandi uomini e grandi donne. Dovete ascoltare i vostri insegnanti, ascoltare quanto vi insegnano, essere rispettosi, perché siete dei bambini fortunati, siete dei ragazzi fortunati. Sapete nel mondo quante difficoltà ci sono per la scuola e quanti bambini, ragazzi come voi, che non possono studiare. Perciò prendete con un sorriso anche le cose che possono apparire così inconvenienti, che non lo sono, perché quello che vi insegneranno sarà sempre una bella cosa che vi arricchirà per tutta la vita. Godetevi anche l'amicizia tra di voi. Quest'anno fortunatamente, almeno fino ad ora, il Covid o le mascherine sono un po' più assenti. Io mi auguro che sparisca completamente anche dalla nostra mente questa parola, e vi abbraccio tutti e vi auguro veramente che sia un anno stupendo, con buoni risultati, perché l'avere buoni risultati è il regalo che voi stessi potete farvi. Buona scuola, ragazzi. Rientro in questa scuola e vedo questo salone dove ci ho giocato, le classi dove sono stato, le aule di tecnica. Gli insegnanti sono cambiati per fortuna, non perché i miei erano i pessimi, però insomma ci vuole anche un ricambio di giovani e anche di insegnanti, e quindi quello che vi dico: tenetevi stretti i compagni di classe, che sono molto importanti, anche quelli ve li porterete nel cuore per tutta la vita, e anche gli insegnanti. Ricordo ancora il nome dei miei, magari non li ricordo, qualcuno con piacere, qualcun altro un po' meno, però è un momento importante della vostra vita. Forse queste parole non vi fanno effetto adesso, vi faranno effetto fra qualche anno, magari qua parlo anche per quelli di terza che per l'ultimo anno saranno in questa classe e dopo andranno ad affrontare le superiori. Quindi mi raccomando, le relazioni tra di voi e le relazioni con i vostri insegnanti, cercate di farle vive e forti e tenetevele nel cuore. E vi auguro un buon anno scolastico a tutti quanti.